Allora io vedo che questo palco d'insieme viene trasformato di volta in tante cose diverse, ma mai era diventata una banca, signora, mai. Però siccome purtroppo, adesso dico una cosa seria, la situazione è veramente complicata, io mi auguro che le banche possano essere un po' più amiche di chi ha bisogno veramente. Il signor Litterio Scalisi, che guadagna 41 euro al mese, caro Max, ce ne mette 60 di benzina, quando ce ne arrestano? Niente, ce ne arresta niente. Allora è andato disperatamente in banca a chiedere un piccolo aiuto. Glielo daranno, secondo voi, sì o no? Non lo so. Il signor Enrico Guarneri Litterio in banca e poi viene qui in trasmissione. Vai! Si prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Si prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Buongiorno. È lei che sta parlando? Sì, certo. Senta, per cortesia, mi può far entrare che devo parlare col direttore, che dobbiamo sbrigare una cosa importante di un grande affare? No, non è possibile. L'allarme suona. Lei deve tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Senta. Ma che fa? Non mi conosci a mio, scusi. Non è che sono un delinquente, non è che se mi faccia entrare, no? Ma io non la conosco. Ma come non mi conosce? No. Ma mi guardi bene? Come? Non mi ha visto mai? La sto vedendo. Ma Non la signore, conosco. ma tagliasse di faccia, non mi ha visto? No? Niente. Di perfilo? Niente. Da cozzo? Niente. Di tre quarti? Niente completamente. Ma proprio. come non mi ha visto? Il cappellino! Cappellino? Cappellino! Ah, ho capito, forse lei vende i cappelli, bancarella Piazza Carlo Alberto. Io vino cappelli da Piazza Sì, il Carlo Alberto. cappellino, l'ho preso là. Ma no, signorina, cappellina, giacca! Ah, giacca e cappelli, quindi la bancarella dietro il chiosco di Piazza Carlo Alberto. Va bene, ho capito, va bene. Mi devo liberare i sacchetti da tutto quello Sì, che hai. scuoti le tappe. Mi porto l'acqua da presso perché non si sa mai. Mi porto il telefonino perché non si sa mai. Ecco che c'è. I carte. Ma chi ha le carte? Solo dopo? fa una scupa. Questo qua, tutta la miseria, tutta questa cosa. Ma cosa? Delle pile? Sì, sono un tipo piloso io. C'è delle cose lei? Ecco. Ma te le libero tutte cose, capi che allora suona tutto, suona. Questo me levo da qua. Senta, c'avete un frigidaire qua? No! Una banca senza frigidaire! Ma che ci fa il E ora frigo? ci sto un mese! Ma che ha un pesce in tasca? Cosa? Un pesce? Ci faccio un poco più indietro. Cosa ha detto? Ma ha un pesce in tasca lei? Con mio ammucono. Va bene, speriamo che non feti. Questa la posso magari mangiare? Ma ha una forchetta? A mio vecchio c'è una forchetta ogni tanto. Signorina, mi pare che non c'ho niente. Allora, Va posso bene. entrare? Riprovi a Grazie. passare. Si prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Signorina, senta, come fare? Mi facessi passare? Non la posso fare passare. Ma lei mi conosce? Ma io non la conosco. Ma come? Non mi conosce? La televisione! La televisione! Ah, forse ho capito. Ha La capito. settimana scorsa. Sì. Ha montato le televisioni per il circuito satellitare in banca? Io mondai televisione? No. No, signorina, no. Ma com'è che non... Tu da Sicilia mi conosci, lei solo mi Ma conosce. io non la conosco e non la posso fare La entrare. Rosa, ci dico un nome solo, La Rosa. La Rosa, Io bello. lavoro con La Rosa. Ah, Ha capito ora? bello, fa il giardiniere, che bello. Ma io non la posso fare entrare. Io lo faccio stesso il giardiniere. perché- La Rosa, No, io lavoro con La Rosa, non il fiore, La Rosa, la persona, La Rosa. La persona... La Rosa. Ah, ho capito, ho capito. La signora Rosa, quella dei panini, alla stazione. Un Lei panino d'accia rosa sanno tutte un'altra cosa. Sì, Ma lei solo da Sicilia non mi conosce. io non la conosco. No, La Rosa, io sto con La Rosa. Ah, ora ho capito. Oh, ho capito. benedetto Dio, Lei è finalmente. fidanzato con questa signora Rosa. Bello, ma però non la posso fare entrare, io non la posso fare entrare. Signorina, non è una donna, La Rosa è un uomo, si chiama Salvo. Ah, ok. Allora, ho capito, siete una coppia omosessuale, ma No! No,
omosessuale? No! È gay, scusi, è gay? No! Questo signor La Rosa è gay? Guardi, veramente non lo so, guarda, non è che io... Dice, ma tu ci metti la mano sopra il fuoco? No, no. Però a me tanto normale non mi pare. Però sa, con me lui mai si è permesso un'allusione, allunga una mano, mai. Però a lei sarebbe piaciuto? Sì, no! Ma io per forza devo essere, signorina, ma che cosa devo fare? Posso passare? No, perché se suona l'allarme non lo posso fare passare. Vediamo, provi. Vi prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Lei mi sta rompendo una cosa. Niente, guardi, forse sarà la fibbia, la cintura. Ma leva la giacca. Sì, si tolga la giacca, Leva si la tolga la giacca, cintura. puttana da miseria. Ma allora, ma che ha la cintura, eh? Certo. Che c'ha la fibbia. Sì, se la Può tolga, essere che ha la perché è di fibbia. metallo, di metallo. Senta, io me levi causa, guarda. Ecco, Perché guarda, me leva la meglio, fibbia, si me leva toglie. la cosa che me levi causa. Guarda, io me levi causa. Ma non ne parliamo più, guarda, non ne parliamo più. Che non ne posso più, quello che deve entrare. Guarda, io me levo, ma che la maglietta me levo. Io me levo, ma che la maglietta. Ecco. Posso entrare ora? Rosso azzurro? Rosso azzurro? Guarda che era da Juventus. Ale! Oh, posso passare ora? No. Vi prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposito contenitore. Contenitore, mi sta facendo dolore i nervi. Non la posso fare passare. Senta, ma come posso... Sono nudo, scusi, che cosa Io non sono? la posso fare passare. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Direttore. Buongiorno, ma lei che cosa fa in mutande, mi scusi? Sogno con completino da Catania. Complimenti! Ma lei è il signor Litterio! Posso? Lei io la conosco! Ha visto, io da solo, magari un'estate a casa, entra in scena, scusi. Non la Io da conosco. solo non mi conosco. Signor Litterio, ma che succede? Come mai lei è in mutande? E non posso entrare perché casuone. Ma come mai? È nudo? Come Direttore, suona? se parte l'allarme io non lo posso fare passare. Ma scusi, lei per caso ha qualche cosa? Ha fatto qualche intervento? Io c'hai un ferro acciaccato canto, Ah, ma allora è quello, del femore! è un ferro, Ma allora è il ferro, certo! poi hai un ponte in dei denti. Ma allora è normale, signorina! E poi ci posso dire una cosa? Io mi fa diventare come un ferro. Signorina, può staccare, può staccare! Prego, prego, prego! Grazie. Si accomodi, signor Litterio, prego! Prego, prego! Grazie. E allora, signor Litterio, che piacere averla qui da noi! Ma si immagini per me. Che piacere! Posso? Prego, prego! Lo sa qual è il motto Lo sa qual è il motto, signor Litterio? Lo sa qual è il motto della nostra banca? Perché se avete un motto? Certo, abbiamo un motto che dice... Aspetta che gli si metta lì le cosce. Signorina, lo sa cosa dice il nostro motto? Avete un motto caparra? 31,47. No, no, è il motto della banca. Dice fiducia e disponibilità. Questo la nostra banca ti dà. Fiducia e disponibilità. Benvenuto, Meno signor male che Litterio. c'è lei. Oh, ma io da solo non mi conoscono tutta la Sicilia. Peccato, la signorina è arrivata qua da poco. Nella posa del contenitore. Sì, Non la lavorate. Allora, signor Litterio, che desidera? Direttore, Che desidera? direttore, io ci avrei bisogno di una cortesia. Io sono combinato che ho bisogno di un prestito. Che siccome io ho una bolletta che devo pagare... Ma lei è correntista? Ora no, una volta correvo come vento io. No, no. Una volta correvo, ora no, ora Dico, no. lei qua è correntista. No, cane hai corrotto mai, io bazzicavo a parte picanetto, dai, un sappo non c'è un campo di non calcio. ha capito, dico, lei è un nostro cliente, è un cliente nostro. No. Non è della banca? No. Allora lei non è correntista. No, ora no, una volta era corrente. No, sogno correntista. In che senso? Io sogno attaccato da corrente, da strada sogno attaccato. Ma che c'entra? Ogni volta che avevano tiri di lena, lo fruttaiolo mi fischia corrente, io stacca la corrente, poi stacca la corrente, stacca la corrente, sogno la Che corrente. spiritoso! Non ci stiamo capendo. No, mi voleva fare traccia, perché siamo amici io e io, chi non mi voleva fare traccia? Non ci stiamo capendo. Sì. Dico, lei non è il nostro cliente. No. Non ha il conto qua. No, E allora deve fare la distinta. perché le cose che ci stai dicendo ci stanno pure, non so urti che lei ti distinti. No, 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 la distinta, deve fare il modello. A me mi giù 100 euro di prestito. Ho capito, lei non è il nostro cliente. No. E allora deve fare il modello. E se faccio un modello mi dà 100 euro? E certo. Lo posso fare? Fa il modello? Sì. Allora, va bene, dai, avanti, mi faccia questo modello. Che cosa sta facendo? Senta! Ma che fa? Che cosa? Ma che sta facendo? Senta!
Ma che cosa sta facendo? Modello di Giorgio Gabbani. Ma quale Giorgio Gabbani? Ma che fa? La sfilata mi fa? Ma lei mi ha detto di fare il modello? No, il modello, volevo dire il modulo. Deve firmare il modulo. Ah. Signorina, lei stia qui, adesso poi la chiamo perché devo fare un intervento con lei. Lei ha il... Non può fare un intervento a mia dieta. Per favore, non faccia lo spiritoso. Allora, signor Literio, lei mi firmi questi sono i moduli, li firmi. Fiducia e disponibilità. Fiducia e disponibilità. Questo la nostra banca ti dà. Sì. Allora, firmi qua. Sì, lei è attaccata alla pinna. Eh sì, ma lo sa com'è qua. Troppa fiducia. Le banche date troppa fiducia. Allora. Ma che razza è attaccata? I tempi sono duri, signor Literio. Si furtano tutte cose. Ha capito? La colpa è vostra. Troppa fiducia. Siete troppo buoni, siete dalla banca. Bravo, troppa fiducia. Allora, firmi qua. Nome e cognome? Firmi, nome e cognome. XX. Nome e cognome. Spiritoso. Un'altra firmetta qua. Un'altra firmetta qua. Ecco. Perfetto. Allora, signor Literio. Allora. Parliamoci chiaro. Sì. Lei vuole fare un investimento? No, ufficio, la settimana passata stragai tutta la tata della macchina. Che cosa? Da manetta uno sta io, c'era la lapa di mia cucina Alfio, per scavatare la lapa, picchia stragai tutta la tata della macchina. No, l'investimento. L'investimento ufficio? No, l'investimento, dico, lei vuole un bond? Un bond? James Bond? No, un bond, dico lei, se io dico Nasdaq, Dow Jones, lei che cosa capisce? Nasdaq, Dow Jones. Questo è un castello patato. Ma che cos'è? Tammangione. Ma che cosa? Tammangione. Ma quale Tom John? No, non ha capito. Non ci stiamo capendo. Non stiamo capendo completamente. No, non ci stiamo capendo. Guardi, io dico, se io le dico opa, lei che cosa dice? Iammoro. No, non ci stiamo capendo. Vuole parlare di PIL con me? Con lei? Perché se viene da ida che ne richiamo a parlare di PIL. Non ci stiamo capendo. No, completamente, stiamo parlando di extracomunitari. Vedo. Secondo me lei non vede mai il sole 24 ore. E che fanno a Norfolk? Che sta scherzando? No, il sole 24 ore dico non lo legge. No, io misura massimo, ma calenda di ora, perché non posso vedere niente. Allora, facciamo così. Facciamo Signor come dice Literio. lei. A me mi aggiungo 100 Lei che cosa desidera? Allora, me lo dica. Allora, a me mi servono 100 euro, perché io ho il conto corrente. Nel senso che hai un conto da corrente di 12 bollette arretrate. Ecco. E sono attaccato da strada. Finisce che mi arrestano. Mi hanno detto che se ne pago una di questa bolletta che costa 170 euro, io mi attacco una luce. Perfetto. Io c'hai 70 euro, ce l'hai un dei cause. 70 euro lei ce le ha? Io c'hai 70 euro, mi mancano 100 euro. Se la banca mi presta 100 euro, io ci restituisco a rate mensili di 3 euro. Di quando sono? E chi tocca viene? 8 euro, chi tocca viene? Io 1000 euro sto pensiero. Perfetto. Sono venuto nel posto giusto? È venuto nel posto giusto al momento giusto. Fiducia disponibile. Bravo, signor Literio. Quindi questa lei... è la banca totale. Perfetto. Quindi lei vuole un mutuo? Veramente, no, l'avevamo, un mutuo al paese l'avevamo mosso ultimamente. No, un mutuo. Nascevo un mutuo, io non avevo parlato mai. No. Poi feci un investimento, scendevo da macchina e disse, buttana da miseria. E parlavo, dopo io, perché ci viene un fatto? Ma che dice? Dico, lei vuole un mutuo, un altro mutuo. Fate mutui nuovi? La potessimo fare diventare mutuo a mia moglie, che non la posso sentire più. Ma che c'entra? Ma non parla più io. Lei non ha capito, io sto parlando di fido. Lei vuole un fido? No, fido non ne voglio più io. Come non ne vuole? L'ultimo cane che aveva un fido si chiamava la colore che ne pigliamo quando morso, basta, no, fido non ne voglio più. No, dico, lei vuole un prestito da noi. Io voglio un prestito di 100 euro. Lei vuole prestate da noi 100 euro. Bravo! Lei è arrivato nel posto giusto al momento giusto. Allora, signor Literio, compiliamo questo mutuo. Sì. Lei che mestiere fa? E che faccio, che mestiere faccio? Mi mise con la rosa, ma consumai. Che mestiere fa lei? Ecco, perché ha 13 anni che mi dice a lei, un besso io a lei, un besso io a lei, un besso io a lei, ma pensavo più festa, ma pensavo. Ma qual è il mestiere che fa lei, qual è? Faccio molto fumo con la stanga. Ma lei spinge? Spingo il fumo con la stanga, a dire cretino, accattati un mentaglio, no? Non sposti che osate e strapazzi il copito. Quindi lei è nel campo ecologico? È logico. Ambientalista? Ma ambiento, facilmente, mio, datemi un busticello e mi ambiento. Allora scrivo perito. E perché? Ce la scrivo, magari chi sto? Dico, lei perito? Ogni tanto, come? Come ogni tanto? O è perito sempre o mai? Mi sì, scusi. è perito sempre, chi è? Una zambogna, una mongolfiera, Scusi, chi è? lei è perito che ha studiato? Per perito ha studiato? Ma perché per peritare si studia? Ma che... No, io istintivo, naturale. Guarda che ho delle capacità che me ne posso andare ai cervelloni. Ma scusi, lei è perito professionista?
Me l'ha capito bene, sai? Ma mia moglie... Anche sua moglie è perito? Mia moglie è il numero 1. Ma che dici? Mia moglie è professionista. Ma di che cosa? Mia moglie sgancia bombe elettroniche che ancora se ne sta parlando. Ma lei di che cosa sta parlando? Non ci stiamo capendo. Ma non stiamo a divertire, chi non mi voleva fare traggere? Non posso contenitare. Non ci stiamo capendo, guardi, non ci stiamo capendo. Io volevo dire, lei il lavoro che fa, lei non lavora allora? Io sono disoccupato. È disoccupato? Sì. Ai. Cioè, guarda che non mi potete prestare i 100 euro. Questo è un problema. Questo è un problema. Se lei è disoccupato è un problema, caro signor Litterio. Il destino si accanisce contro i disoccupati. Ci vuole un garante. Un cantante, tu diciamo a Tolomeo, porta a Morandi. No, un garante. Gigi D'Alessio. No, ci vuole un garante. A Tatatangelo vuole. Ci vuole il garante. Un avallo. Un cavallo. No, avallo. A Torre Sapienza ci posso dire. Un avallo lo capisce? Un cavallo. Signor Litterio, mi ascolti bene. Sì. Ci vuole un cretino che se io che nel caso paga per lei. C'è sto cretino. Il cretino ce l'abbiamo? Sabbo la rosa, ci ho scritto. Perfetto. Ci ho scritto. Perfetto, garantisce lui, perfetto. Allora, signor Litterio, abbiamo fatto l'iscrizione. Sì. Abbiamo fatto l'iscrizione ha un costo. L'iscrizione ha un costo. Un costo contenuto. Perché ora sono io cliente. Certo, lei adesso è cliente. E quindi devo pagare qualche cosa. Per essere cliente a tutti gli effetti lei deve pagare il costo di iscrizione. E questo è per legge? Questo è per legge. Non siamo noi che lo stabiliamo. No, e tu penso che abbia pigliato i soldati? Quello è per la legge. Certo, per legge. Il costo dell'iscrizione è di 30 euro. 30 euro. Lei ce li ha? 70 euro. Perfetto, allora abbiamo risolto. Prenda le 30 euro. Sì. Prenda le 30 euro. Siamo come frate, io non volevo fare traggere. Prenda le 30 euro, che nel mentre abbiamo fatto la distinta. Scusate. Sì. Allora. Un pesce sta fetendo. Venga. Allora, 30 euro, le poggi qua. 30 euro. Poggi qua le 30 euro, io non le voglio manco vedere, non le voglio manco toccare. Da me quelle 30 euro non devono passare. Perfetto. Qua ci sono 30 euro. Questa è l'iscrizione. Questa è l'iscrizione. Ora lei vuole prestate 100 euro. 100 euro, che 70 caia io pago la bolletta. Cioè, se si sbrigliamo me ne vai un tabacchino prima che chiude. Perfetto. Lei quindi vuole 100 euro. 100 euro da pagare a rate. A rate mensili per un anno, me l'avevo pensiero in un anno. Ora lei paga, io non è che gli faccio pagare gli interessi per tutto l'anno anticipati. Lei è un patrifamiglia. Bravo. Lei è il direttore. Io sono il direttore. A generale la Bravissimo. Io le faccio pagare anticipati solo 3 mesi. Solo i primi 3 mesi. Solo i primi 3 mesi. Lei considera che ogni mese ci sono 10 euro di interessi. Lei il mio anticipato. Io voglio tutto l'anno, signor Litterio. Noi siamo amici. Siamo amici. Lei mi dà solamente i primi 3 mesi. Sì. 30 euro. Ce li ha 30 euro? Hai 70 euro. Perfetto, li poggi. Io non li voglio toccare. Non li voglio manco vedere. Li metta lì. Ci metto questi e mi prendo questi. Perfetto. Esatto. Siamo a 60, è giusto? Perfetto. Esatto. Allora, ora lei deve sapere, caro signor Litterio, deve sapere... Non è cosci. Finisca. La camicia è roba buona. Per favore. Allora, lei deve sapere che questi soldi non li diamo noi. Noi abbiamo una sede centrale. Che si trova a Siena. A Siena. Ora noi prendiamo tutti questi incartamenti, li spediamo a Siena. A Siena li controllano, li approvano sicuramente. Li approvano e poi ci spediscono i soldi. Questo va e là di spedizioni ha un costo. Certo. 30 euro. Io vado alla banca. Le posso pagare io? Se per fare un favore a mia. È giusto? Li devo pagare io. Bravissimo. Lei c'ha 30 euro, li poggi 30 euro. No, ma restarono 10 euro a mia. Io avevo 30, 60 e 10,70. C'ha solo 10 euro? No. Se spuzzassi. La prego. Avanti. Solo per lei, mi posi 10 euro, gli altri 20 euro quando ce li ha me li dà. Avanti. Grazie. La fiducia per lei. Allora, signorina può venire un attimo? Allora, signorina è la nostra cassiera anche. Sì. Allora, signorina, io non li voglio nemmeno toccare, prenda questi soldi, questi sono l'iscrizione, li depositi, perfetto. Questi qua sono gli interessi, li depositi. La cassaforte. Perfetto. E questi sono la spedizione. Li depositi? Perfetto. Io sogno per la spedizione. Allora, signor Litterio, i suoi soldi sono a posto. Ora noi a tempo le faremo avere le 100 euro. Sì. Mi raccomando, mi deve portare le 20 euro. Lei ancora avanza 20 euro. Ah, 20 euro. Ma quelli non ti preoccupi, va bene? Che ne dice? Lei pagare una bolletta di 170 euro.
Io c'avevo 70 euro, Lei c'ha 70 euro? aveva 70 euro. Lei aveva 70 euro? Dove sono le sue 70 euro? Ora hai 20 euro di debito. È giusto? È giusto? Come lei mi dà 100 euro, io come la pago la bolletta che è 170 euro? E 20 me le deve dare a me di queste 100. Quindi lei me ne ha prestati 190 ora. Ma lei aveva dei soldi, ma i suoi soldi non ci sono. Non ci sono. Perché non ci sono? Dove sono i suoi soldi? Perché lei è in bacio famiglia. Mi guardi attentamente, Sì. Qua ci sono l'iscrizione, lo vede? Dov'è l'iscrizione? Qua c'è l'iscrizione, qua c'è la spedizione, qua ci sono gli interessi. Interessi, spedizione, iscrizione, iscrizione, spedizione, interessi, interessi, spedizione, iscrizione, iscrizione, spedizione, interessi, interessi, spedizione, iscrizione. Dov'è l'interesse? Se posso dire uno sui minni. Dov'è l'interesse? Là! Sbagliato, hai capito? Ha perso i suoi soldi, mi dispiace. Signor Literio, è stato un piacere. Altrettanto. È stato un grande piacere, ci rivediamo presto. Presto. Allora io c'hai da dare 20 euro a lei. È giusto? E mi procurare i soldi per pagare la cosa. Perfetto? Grazie. E qual è il motto da banca? Questa banca che cosa fa? Che cosa fa? Fiducia e disponibilità. Questo la banca ti dà. Ecco, fiducia e disponibilità. Questo la banca. Il signor Enrico Guarneri Litterio, insieme con Vincenzo Volo Che vergogna! e Giada Colonna. Venga qui, vieni qua, come ti devo dire?